Chi in donde casa me, a Rives d'Archian, un paesotto al mese delle colline Smoreniches. E si tra le nostre aziende come la ringa molgi li muscis. Noi mulgin i musci sono volte in D, perché il resto dall'altro là di là tutto al puieri, perché sennò il puieri non cresce. Loro mangiano dome fen, pae e erbe, quindi non di integrazione, non di cereali, non di farini, nuove. Quindi è un prodotto 100% naturale. Io non vengo fuori di una famiglia di contadini, quindi è attaccato di zero. Mio nonno da Ordicchiasa ha voluto piantare un chiamo di olive. E lì attaccato, insomma, un po' a trappolare con macchinari, che robe salì, dai in mano a lui. Di lì si è partita tutte queste passioni per la campagna, per l'agricoltura. È capitata l'occasione di chiedere il primo mus. Abbiamo attaccato a lavorare col mus, a velo ogni dì con me. E lì si è avviato un mondo, no? È venuto fuori il discorso della di musce e quindi è attaccato in Corosimi. Proprio perché il frangente di tempo lì si conosciuti io non ti fa l'opposto, lavoravo in campagna, perché comunque i suoi genitori avevano in azienda, avevano stale. Una che la prima sera che ne fu a cena, io mi conta che all'esame di maturità ha portato la tesina sul latte d'asina. Cioè, ne robe su 1.000.000 che non era possibile. Perché lui dopo di sera mi tocca contare, no, perché io avrei svolto di fare un allevamento con l'arte di musce. No, sul serio, io, perché comunque sì, io venivo da una famiglia agricola, quindi di vati di latte, era che è sempre che. Però l'arte di musce mi ha sempre affascinato perché per le proprietà che ha, cioè avendo principalmente i pai neonas, quindi perché è il più simile all'arte di mari, no? I gnestri. È ricco di lattosio, ha tantissime proteine e non ha la caseina e neanche il grasso. Cioè, vi ho di frusca, vengono qui, sottopes, denutris, ma no, sì, proprio per fare un discorso che somari non aveva il latte o che non digerivi, insomma, svariati problemi e vi ho di che con la di musce il frutto cambiava come il di lagnot, è stato fantastico. Sì, noi lo offriamo come alternative al latte artificiale, quindi non stiamo a dire che i mari sarebbero di smetti di allattare al seno e dai l'alternativa, è proprio di che è un'aggiunta, quindi se un mare ha poco latte, allora noi offriamo che soluzione qui. Magari uno sa che Cleopatra faceva il bagno a di musce e quindi è attaccato un po' a studiare un sistema per appunto impiegare le cosmetiche. Non che dicono che in zone è vinciata a livello industriale, dicono che era un po' compecchiato, sfruttarlo in che maniera lì, no? Dicono che era come che perdesse di valore. Deborah ha chiamato appunto questo laboratorio su a Vencion, che tra l'altro è di lì, e sin lassù insomma fanno fevelade. Sì, perché come prodotto è 100% naturale e artigianale, quindi viene anche costruito in una rete tra di noi, quindi proprio per sarà il cerchio. Roberto ha chiappato una certa continuità, appunto anche come richieste di latte per fare il savone, poi manco lo chiolerà circa una volta al mese, tant'è che si sta proprio dei webinar a partire il latte, quindi penso io che sia in lavorazione. Ecco. Luca e Deborah non sono appena portato il latte, noi usiamo latte crudo, scelte nostre aziendali e preferiamo mettere le vere materie prime. Deborah e Luca io vi ho conosciuti dal 2019 e da lì dopo è stato un piccolo stop perché sapessimo che l'ha finito con il Covid e quant'altro. Dal 2021 un attimino la roba si è placata e si è imbioduti e vi dite vino di partire, vino di fare. Sono venuti ski, vi ho fatto una tabaiade, un tè di vino e si è partiti, no?
come la ripulsiamo moment, perché i quelli se la sode hanno reagito. Come abbiamo ottenuto una soluzione che non è né quelli né savone. Allora, i nutrienti che sono stati messi dentro vengono chiamati i cosiddetti oli liberi, ingredienti che servono per dare l'idratazione. Perché? Perché a livello chimico il savone è un sale, quindi tende un'inina a suia e noi mettiamo dentro i cosiddetti oli liberi. La storia attacca dal 99, quando Paola era a Trieste, ha detto io mi piace fare ciò che mi piace a me. Ok? Quindi di lì, dove sei tu là, A Coritis, in Varresia. Che è praticamente l'ultimo paese della Varresia. E di lì si sono spostati a Pradis, perché io e Paola si sono conosciuti dal 2015. Io facevo il cogo lì, e tra le robe che altre si sono conosciuti di sfuggite. Io mi ha sbattuto un po' chi voi, io le cucinate, ma dopo io mi ha savonata, mi fa ven cá. Io mi sono innamorato sia di lei che dal progetto che aveva lei. E dopo ho inviato c'è chi vede chi davanti, che lei è praticamente una visuale dalla stessa creatura, ma con due prospettive diverse, ovvero l'asciugatura, dove il savone sta a maturare e dove si fa, perché non viene nulla di taponare, perché le si prodotte alle sincere, alle genuine, alle buone, come chi lo vedesse chi davanti. Ho iniziato questa avventura, prima facendo per conto mio, dando i saponi agli amici, facendo tanti regali e poi un po' alla volta ho iniziato a fare questo proprio per mestiere e nel 2009 ho aperto l'attività. Troppesi che siamo insieme? Noi siamo assieme dal 2015, quindi Votines. Votines e tu fai belle settimane. Allora, io capisco benissimo il Furlan, no? Perché agire chi le zone di tanti, no? Nade Trieste, città e quant'altri, ma un gran spirito di avventura. E a favelle Furlan random. E vin questo derby, no? Col grifone e l'alabarda che si scontrano, ma dopo finisce sempre con una bussata, no? Vencamo.